Amici bellini, come andiamo? Io sono un po', devo ammetterlo, non posso fingere, sono un po' preoccupato perché i nomi che stanno uscendo ve li voglio snocciolare uno per uno per quello che è il mio giudizio personale. Do il benvenuto ai nuovi iscritti che non posso vedere, oggi la facciamo da cellulare veloce perché purtroppo ho un po' da fare, però ecco, ho aspettato come al solito, non ci spostiamo per vedere le liste perché oramai conosciamo la situazione a memoria e nulla. Io spero veramente che il Napoli abbia o possa rispolverare. Prima cosa che mi auguro è che tu prima di Lucca avevi una lista di possibilità e quindi tu possa rispolverare qualche perché capita a tutte le società, no? Specialmente il Napoli ce l'hanno detto nel racconto delle trattative, cioè il Napoli mette una long list, non una short list, ma insomma una lista di giocatori e poi affonda dove ritiene più opportuno e quindi non c'era solo Lucca, c'erano anche altre possibilità per la punta. È chiaro, se pensiamo che l'altra possibilità era solo Darwin Nunez, non ci siamo. Se invece ce n'erano altre, il Napoli potrebbe riprendere lì, altrimenti se sono cose da impostare adesso, sono semplicemente ti esponi a delle difficoltà naturali che ci sono e che ci saranno. Per esempio, se si parla di Oilund, che io probabilmente metto in copertina perché è il mio preferito in assoluto, tu puoi anche trovare la disponibilità del Manchester che apre al prestito col diritto, ma poi il ragazzo devi vedere se è convinto, perché non è che tu dici, come ci hanno detto per altri giocatori, il Napoli aveva contattato a marzo, aveva contattato molto prima, quindi c'erano già convinti. Qua manca poco, quindi dobbiamo darci una mossa. A me dispiace tantissimo perché il video di ieri, che veramente è esploso, uno dei video più likeati, se vogliamo, del canale, e Moretto me l'ha stroncato proprio mentre era in editing, cioè perché esce il video nostro e poi lui fa il video dove parla del Napoli e subito mi smorza l'entusiasmo su Zirkzee, che per me rappresentava tecnicamente e tatticamente il migliore delle varie liste. Però lui ci ha detto che il Manchester su Zirkzee non apre proprio, nel senso che lo ritengono una validissima alternativa da far rientrare nelle rotazioni e quindi là non ti puoi avvicinare, perché una cosa sono i giocatori in uscita che devi convincere singolarmente e una cosa sono i giocatori incedibili. E quindi lì mi dispiace tantissimo perché mi sono illuso, magari ho illuso molti di voi che mi hanno risposto e mi hanno commentato, però immediatamente, subito dopo, si è parlato nella giornata di ieri e in questa di oggi, si è parlato molto di più di Oilund che non di Zirkzee. E quindi mettiamoci una pietra sopra per la prima pietra. Ci mettiamo una pietra sopra ed escono tutti gli altri nomi. A me molti stanno arrivando tra messaggi di amici bellini in privato, il gruppo Telegram dove stiamo facendo analisi anche un po' più dettagliate che vi farò arrivare magari domani. Oggi non posso spostarmi e prendere le FBref, insomma tutte le statistiche, le possibilità, però stanno arrivando cose tra il fantasioso, l'impossibile, il dannoso e il per favore no, è una tier list di nomi che io posso snocciolare. Alcuni mi hanno scritto ma Cavani ragazzi, è come quando mi avete chiesto ma Insigne, perché Insigne va bene per il vivaio e va benissimo per il vivaio, però è un giocatore che si è spostato in MLS al Toronto, che poi Canada sì, ma poi giocano in America perché sta nella Lega canadese, e però non è andato bene, in 3 anni non ha avuto un grande impatto purtroppo, ed è un campionato già meno allenante rispetto a tutti gli altri. Adesso lui sta probabilmente appeso a una ipotesi di romantico ritorno con Sarri, anche se la Lazio sappiamo che non possono vendere perché non possono comprare, hanno Zaccagni in quella zona, nessun altro si è interessato a Insigne. Lo so che Insigne non è un tema, anche se resta in piedi il tema dell'esterno sinistro.
Un giocatore come Insigne, che io ho apprezzato tanto, diciamolo, ricordiamolo per quelli che magari non mi vedevano all'epoca quando avevamo Insigne, io non lo voglio vedere al Napoli nel finale della carriera e sporcarmi la memoria. Le minestre riscaldate, io già di per sé non le adoro, se poi hanno un senso, cioè di giocatori ancora pronti, come poteva essere Elmas, e allora è un altro paio di maniche. Io non mi sporco, anzi mi può dare qualcosa in più. Quindi Insigne purtroppo va insieme a Cavani, perché Cavani lo stesso, siamo innamoratissimi di Cavani, ma di quel Cavani là, quel Cavani inarrestabile che usciva dal fuoco, e come lo fermavi, e se non segnava di testa, e se non segnava di sinistra, e se non segnava di destro, e segnava di punizione, e segnava da fuori aria, e andava in difesa a difendere. Tutto questo ad oggi Cavani non può esserlo fisicamente perché è una legge naturale. E allora nel Boca magari sì, avrà fatto delle belle cose, abbiamo visto fargli grande gol, ma ho visto anche delle clip dei gol mangiati. E fa parte del processo naturale, quindi non vorrei sporcare nemmeno la, la memoria di Cavani, anche se ti serve uno che ti deve apparare per un periodo e non per sempre. Secondo me serve un giocatore pronto, prontissimo. Purtroppo il Napoli è un'emergenza, ma ti devi far trovare pronto tu Napoli a trovare un giocatore pronto. Non puoi prendere un tappabuchi perché lasci Lucca da solo, e il tappabuchi deve essere, per me, se si può fare, più forte di Lucca, perché tu devi sostituire Lukaku che doveva far crescere Lucca. Bless you. Di conseguenza continua a snocciolare, per esempio Cavani con grande no, Mertens, figuratevi se io, ma Mertens ha risposto: mi sono fatto un mese a Ischia, proprio vino, pizza, spaghetti a vongole. Non si può fare. Stiamo parlando del Napoli campione d'Italia che deve fare la Champions League. Non si può fare, purtroppo non si può fare. Adorerei tantissimo vederlo con la maglia, con lo scudetto. Non si può fare. Questo con grande dolcezza e amore. Poi però invece quelli che dicono Balotelli, perché ho letto qualcuno Balotelli, là invece io divento un po' più duro, un po' più tosto, e Balotelli non può proprio essere un'idea e una possibilità, perché lo abbiamo visto, ci siamo io no, qualcuno si è illuso: "Oh, quello va al Genoa", e nemmeno ha giocato 2 o 3 minuti, e comunque non aveva spazio nemmeno in una squadra come il Genoa, figuratevi in una squadra così. La testa prima dell'atleta, un giocatore di potenzialità infinite che però anche quando era in piena forma e nel prime della sua carriera comunque è spesso venuto meno, quindi mi sento di dire di no. Dopodiché si è fatto anche all'interno di questa lista ci va Vardy, perché è uscito Vardy. Vi ricordate che l'avevo citato anche tra quei giocatori simili a, quando facevamo i paragoni con Lukaku sul sito, dice giocatori simili a, era uscito anche Vardy insieme a Dobbik, insieme ad altri. Vardy non so fisicamente se si sta reggendo, se ha chiuso con il calcio, se vuole continuare. Vardy è straordinario, Vardy è un personaggio oltretutto leggendario, e non lo so se però è pronto. Quindi insieme a Vardy si è riparlato di Dobbik, non mi convince perché a Roma non ha convinto, non è associativo. Io ripeto questa cosa qua perché se è vero che Højlund è giovanissimo, sarebbe anche under, quindi non ti dà nemmeno un problema di liste, non devi nemmeno tirare fuori nessuno, forse puoi tenere Lukaku in lista e portarti Højlund a casa. Højlund faccio per la chiusura perché è quello che mi piace di più. Dobbik poco associativo per quello che abbiamo visto con la Roma. Jackson, si è parlato di nuovo di Jackson, il Napoli lo ritiene costoso, giustamente. Qualcuno ha rimesso in mezzo il nome di Sterling, che però esterno può fare anche la punta. Quelle caratteristiche che potrebbero convincere un tifoso, ma anche lì un grande rischio, un ingaggio incredibile, non lo so. Poi mi sono scritto anche Obaretin, che è prestito secco all'Empoli, per fare un po' di cronaca generale, e nella cronaca noi ci aspettavamo Shedira, ma Shedira, dice il Napoli, l'ha fermato un attimo. Ah, l'ha fermato un attimo perché deve risolvere questa. Allora c'è la paura interna, c'è la consapevolezza che questa operazione
è un'operazione difficile, allora tu a prescindere, non perché assolutamente non puoi mai pensare di dire vabbè facciamo di necessità virtù con che no, no, è una questione anche di allenamenti adesso, perché tu il campionato adesso inizia, però c'hai ancora un po' di tempo, quante ne mancano? 13 giorni più o meno per fare le tue valutazioni e per comprare, e può essere che come l'anno scorso chiuderai tutte le cose a campionato iniziato, proprio sullo scadere del gong. Quindi Shedira lo blocchi, ma solo per fare gli allenamenti, voglio immaginare, non ne parliamo nemmeno. Poi si è parlato di questo Arokodare, cioè anche a chi però anche lì, nigeriano, l'ho sentito accostato anche al Milan, cioè alle squadre che hanno bisogno di una punta, quindi si stanno intrecciando i destini di Napoli e Milan, e quando si intrecciano i destini di Napoli e Milan rientra anche il discorso Vlahovic, perché si è rifatto il discorso di Vlahovic, che per me poteva essere una scommessa interessantissima, perché a me il ragazzo piace fisicamente, tecnicamente, secondo me è valido. Per me Vlahovic deve solo cambiare aria, cambiare testa, e non pretendere io valgo 12 milioni all'anno. Se parti con questi presupposti, secondo me ti bruci dovunque vai, ma se cambi aria e cambi modo di affrontare la cosa, secondo me si può recuperare. Quindi mi sarebbe piaciuto pre-Lucca l'idea di Vlahovic, perché comunque giovane, te lo potevi tenere per tanto tempo. Quindi lo mettiamo in stand-by, perché non si capirà quanto poi sarà l'entità di un'operazione del genere, ma diventa ingombrante, anche in uno spogliatoio, in una cosa, non lo so. Però Vlahovic meglio di Embolo, che è un altro che stanno offrendo a destra e a manca, e vi dico, Embolo mi piacerebbe tecnicamente perché è un gran giocatore, a me piace proprio. Il problema è che quando andate a aprire tutta la storia degli infortuni, sono infiniti, purtroppo gli infortuni, tutti gli anni molto lunghi, infortuni di Embolo, quindi o Embolo, perché poi parte l'Embolo, e lì quindi sarebbe un rischio importantissimo che ti vai a prendere, quando invece ti serve assolutamente l'integrità prima di tutto, proprio per report di allenamento. Lucca a parte, non lo so se l'hanno messo in una teca, non lo so. Per quanto riguarda Guanlu, faccio un altro salto di palo in frasca. Si parla di storia infinita, ci dice Di Marzio, ma io credo che in questo momento abbiamo dato il benvenuto a Miguel, che è fortissimo, già ha parlato in napoletano, grande acquisto. Noi oggi dovevamo solamente stare a celebrare un grande acquisto, 18 milioni più 2, per un giocatore che ha le caratteristiche che non avevamo nei terzini, specialmente ai sinistri, ma anche a destra non abbiamo. Non è un simil di Lorenzo, un giocatore che va, piace, e quindi questo è. Poi lascio per ultimo certi discorsi che includono Pinamonti, Piccoli e Kristovic, che si era parlato di Kristovic, ma adesso Kristovic pare che l'Atalanta abbia affondato. Questo potrebbe portare una reazione a catena tra le punte di medio cabotaggio, perché il Lecce poi non può rimanere solo con Camarda, e quindi restano in ballo quelli là che erano dati per uscenti, cioè Pinamonti, da Sassuolo, Piccoli. Poi deve risolvere quindi anche il Cagliari, quindi l'Atalanta molla Muniz, e Muniz poteva essere una soluzione, ma perché? Perché pare che abbiano rifiutato 40 milioni, quindi parliamo di un costo eccessivo probabilmente per una soluzione di emergenza, perché il Napoli serve un giocatore forte, ma deve essere una soluzione di emergenza. E quindi Piccoli, Pinamonti, questi qua a me non fanno impazzire, onestamente. Non so quanto possano. Questi qua valgono quando diventano inamovibili in una situazione di squadra medio-piccola, e sono giocatori da fantacalcio, che te li vai a prendere a fantacalcio perché ti garantiscono quella cosa, però da giocatore di scorta vai a finire che lo rimetti nella situazione simil Simeone, ed è difficile essere subito decisivi così. Penso che ve li ho detti tutti, e chiudo con Højlund perché ci tengo a specificarlo, che è vero che il mio preferito era Zirkzee, ma Højlund, per quelli più attenti o per quelli che mi seguono da tanto tempo, anche l'anno scorso a me sarebbe piaciuto, quando si parlava di un attaccante, ancora prima che fosse sicuro Lukaku, a me sarebbe piaciuto anche l'anno scorso. L'impatto che ha avuto con l'Atalanta è stato devastante nel nostro campionato.
giovanissimo, di grande fisicità, secondo me più punta finalizzatrice che non giocatore aggregante di gioco di squadra, però butta a terra le porte quando ne ha la possibilità, quindi a me piacerebbe tantissimo Højlund, se non è possibile Zirkzee, per tutti questi motivi, giovane, grande fame. Il problema è che ci dicono che lui non vorrebbe essere una pedina che si muove qua e là, vuole una squadra che punti forte su di lui. Quindi il Napoli in pochi giorni, se decide, deve decidere però di puntarci proprio forte, cioè te lo prendi adesso, poi lo riscatti, fai i giochi di bilancio che devi fare, però ti piace talmente tanto che è la tua punta del futuro, così come hai investito tanto su Lucca con ingaggio a salire, diciamo tranquillo, però con contratto lungo, devi decidere che le tue due punte di riferimento sono queste qua e allora anticipi semplicemente i tempi. A me, se non può venire Zirkzee, Højlund mi sta più che bene e Conte sarà in grado di mandarlo in porta senza fargli fare il lavoro che fa Lukaku, così come si dovrà trovare il modo di mettere in condizione Lucca. Ci sarà meno un gioco di sponde probabilmente, più palleggio a centrocampo, De Bruyne. Per il resto ci saranno le varie soluzioni che conosciamo. Mi sono allargato, pur essendo un video da cellulare mi sono allargato. Però la situazione è delicata. Secondo me, spero che il Napoli si faccia trovare pronto, non come è stato a gennaio, perché a gennaio tra la storia di Danilo, pensavano di farlo eccetera eccetera, e la storia di Kvara che poi è stata risolta come è stata risolta, senza risolverla, ecco, non posso, non voglio proprio augurarmi che il Napoli sia nella stessa condizione. Voglio sperare che in questo momento ci sia un po' di silenzio generale, perché le altre notizie sono uscite, queste qua stentano ad uscire, lo sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni. O appena clicco escono le notizie. Da New York, Valerio Fluido tutto, vi abbraccio e vi bacio. Højlund sì, tutti gli altri no.